al Web Point QDP di Artigianato Vivo Bobo Rondelli. Ciao Bobo. Ciao, ciao. Bobo, tu sei un ragazzo del 63, noi siamo nati coi Beatles. Com'è cambiata la tua musica dagli Ottavo Padiglione fino ad oggi? Eh, Ovviamente, diciamo, storie più adeguate a uno della mia età, quindi storie di figli, alimenti, bollette non pagate, diciamo più blues. Con gli anni si arriva a fare più blues. Da ragazzi si fa un po' i scavezzacollo, insomma, che tutto. Si racconta magari di sbevazzamenti vari. Tu hai anche una carriera come attore, hai recitato con Virzì. Ci parli di questa tua parte nel film? In che film? Vabbè, ho girato in 2 film con Paolo, mi sembra La prima cosa bella e quest'ultimo film, che il titolo è tendo a rimuovere, insomma, i titoli del film, però mi sembra La voglia matta, no? Sì, vabbè, però sono piccole parti, non è che io poi faccia l'attore. Sì, ovviamente quando mi dicono che come cantante faccio schifo, mi ritengo un grande attore. Quando mi dicono che come attore fai schifo, sono un grande cantante. Per me è sempre una via di fuga, quella di espormi pubblicamente, ecco. In realtà faccio di tutto per cercare di non andare a lavorare. E fai bene. Certo, sì, perché mio nonno è morto in miniera, mio padre sulle impalcature, quindi per cui ho scelto sta strada di non andare a lavorare. Un palco è sicuramente meno pericoloso. Meno pericoloso. Alle volte però lo chiamo anche il palco, è una sorta di palchibolo, perché in fondo si va anche a raccontare se stessi, non è né facile né a volte si esaurisce se stessi e quindi non si ha niente da raccontare, però per mestiere si va lo stesso. Poi forse qualcosa capita di questa faccenda che si chiama la vena creativa, chi lo sa. Ogni, ogni decennio c'è un suo tempo da raccontare. Sei un ottimista o un pessimista? Dipende da come mi va la mesata. In questo momento? In questo momento siccome c'è la SIAE, perché la SIAE sono i diritti d'autore che pagano gli artisti, sì che mi sento ottimista, ho riscosso, ho da spendere, diciamo, e quando ho da spendere sono ottimista, se non ho da spendere tendo al pessimismo, direi pure cosmico. A uno come me che vuole venire ad ascoltare Bobo Rondelli, cosa dici? Perché dovrei venire ad ascoltare Bobo Rondelli? Ti direi, se c'hai qualcosa di meglio da fare, non venire, insomma, se passi e ti va, non sta certo a me comunque dirti di venire. Anzi, penso sia imbarazzante, uno già fa tanto per scrivere qualcosa, per farsi raccontare, poi doverlo pubblicizzare secondo me è estremamente noioso, insomma, poi bisogna avere anche una sorta di pudore, insomma, con quello che è stata la musica, con quello che è stato il blues, con quello c'è stato Mozart, insomma, che ti posso dire, quindi sta a te, se ci trovi qualcosa sono contento. Buon concerto, in bocca al lupo. Grazie anche a voi. Ciao, grazie.